Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Cividale, però prima di partire ecco che cosa c'è in copertina questa settimana sul Friuli, che vi anticipo lo vedrete con questa veste grafica ancora per appunto questa settimana, perché da venerdì prossimo ci sono in serbo per voi lettori grandi novità che vi presenteremo naturalmente in un'edizione di Edicola Friuli assolutamente da non perdere e speciale, perché vi porteremo dietro le quinte. Però non posso anticiparvi altro e mi resta soltanto il compito di farvi conoscere quelle che sono le inchieste di questa settimana. Si parla di commercio e parliamo delle famose quanto odiate da chi ci lavora domeniche lavorative, aperture festive dei negozi. Ecco la soluzione per tutelare sia i lavoratori sia le imprese. La prima mossa da fare però è un'altra. E poi abbiamo dei focus naturalmente su Udine, lotta al disagio in tutti i quartieri, Castions, Spilimbergo, Gorizia, ma soprattutto abbiamo due richiami interessanti. Uno ha una storia, quella di Giorgio, che ha cambiato vita per creare un santuario interamente dedicato ai centauri. E poi interessante inchiesta, spari vicino alle case. Siamo tutti nel mirino, tanta paura, ma i cacciatori hanno ragione. E dopo vi porto a conoscere i dettagli di questa inchiesta. Cominciamo però appunto dalla liberalizzazione fallita, ma ormai senza ritorno, quale? Quella degli orari del commercio. Una liberalizzazione che ha creato più danni che benefici e ora servono nuove norme, ma tornare al passato è praticamente impossibile. Così Alessandro Di Giusto ha sentito anche l'assessore regionale Midio Bini, che dice: siamo pronti a lavorare sulla questione, ma tutto dipende da cosa decideranno nella capitale. E se tutto torna in mano alle regioni, ecco qui uno specchietto, diciamo, con i pro e i contro per quanto riguarda occupazione, piccoli negozi e concorrenza. Nella pagina invece successiva siamo andati a vedere che cosa accade all'estero e soprattutto abbiamo anche analizzato che cosa succede in casa nostra, cioè nel senso, i centri commerciali sì, sono aperti nei giorni di festa, ma la gente che cosa fa? Non fa acquisti. A dirlo è Bernardo Catarinussi, che è un sociologo e spiega appunto che queste gite domenicali fuori porta sono un lontano ricordo e oggi le famiglie appunto vanno nei giorni di festa al centro commerciale, però poi non fanno shopping ma semplicemente girovagano all'interno di questi centri commerciali che hanno sostituito appunto la gita fuori porta ma anche la passeggiata in centro città. Negozi sempre aperti, si parla di Europa, vi ho detto siamo andati oltre confine a vedere come stanno le cose, libertà a macchia di leopardo, e qui abbiamo un grafico con le bandierine che ci guida insomma alla scoperta delle regole del commercio oltre confine. Vi dicevo, una storia, il santuario della moto nella vecchia caserma. Grazie all'iniziativa di Giorgio Scialino aprirà i battenti proprio a Tricesimo, in una delle palazzine della ex Patussi, un luogo interamente dedicato alla passione per le moto, un tempo insomma per i bikers, per i centauri, e vi invito alla lettura di questo pezzo scritto da Alessandro Di Giusto. E qua invece Valentina Viviani, ispirata da un recente fatto di cronaca che purtroppo drammatico, che ha visto la morte di un 19enne ucciso dai colpi esplosi da un cacciatore, ha approfondito il tema. Siamo tutti nel mirino, molti friulani non si sentono sicuri in casa propria, e in questo caso non a causa dei ladri ma a causa della presenza dei cacciatori che durante la stagione venatoria girano armati per i boschi e i campi sparando a tutte le ore del giorno. E Valentina Viviani ha sentito, ha lasciato parlare chi proprio non ne può più e addirittura teme per la propria incolumità e nonché ovviamente quella dei propri animali. Viviamo barricati in casa, ma le regole ci sono e anche i controlli. E allora abbiamo sentito anche Paolo Viezzi, presidente regionale di Federcaccia, che dice cacciatori più consapevoli e preparati, e poi anche parola agli animalisti, domeniche senza spari e GPS per le doppiette. E qui vedete la foto della lontra che è ritornata in Friuli da qualche anno e che probabilmente insomma è tra gli animali cacciati. In questo caso abbiamo sentito Alessandro Sperotto, delegato della sezione Friuli Venezia Giulia della LAC.
Proseguiamo all'interno del settimanale, il numero in edicola quest'oggi abbiamo anche il Family Salute e quindi influenza in arrivo, le mosse per difendersi. L'arma più efficace è sicuramente il vaccino, ma la tradizione ci viene in aiuto con metodi antichi che si tramandano da anni, e per chi non li conoscesse ecco qua che Valentina Viviani con l'aiuto dei nostri grafici ha riassunto con 3 parole chiave: febbre, riposo, bevande calde. Insomma, una ricetta sicuramente sempre valida, anche se è proprio la ricetta della nonna. Ottobre è anche, concludo, un mese importante perché è il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno, e qui appunto uno scritto dedicato della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Adesso però ci mettiamo in marcia e insieme a Tiziano Campigotto ci spostiamo a Cividale per conoscere un nuovo edicolante. Venite con noi. Eccoci qua con Massimo Pittassi, che è il titolare dell'edicola qui in Piazza Zorutti a Cividale. Siamo nel cuore praticamente di una città dal punto di vista storico molto molto ricca e importante, visitata da tantissimi turisti, e questa è una realtà poi invece che ovviamente serve in particolare i residenti, no? Certo, noi cerchiamo di dare il servizio, cerchiamo di darlo al meglio, più servizi possibili. Soprattutto il nostro motto è avere un servizio sotto casa, nel senso non ci si deve muovere, riuscire a venire qui, prendere il giornale, pagare la bolletta, comprare il biglietto del concerto, dello spettacolo teatrale, addirittura fare spedizioni, quindi diciamo forniamo un 360 gradi sui servizi. Quando è cominciata questa attività? Facciamo un po' di storia È cominciata il 1° gennaio 2007, quindi siamo quasi a 12 anni di attività. Abbiamo cominciato piano piano, l'intento era quello di aprire anche un negozio di giocattoli, poi il mercato ci ha detto di no e quindi abbiamo cambiato le nostre aspettative e adesso forniamo servizi alla città e soprattutto alla gente che magari è in difficoltà oppure del tipo deve stampare dei documenti e non sa come fare, viene da noi. Sì, un aiuto diciamo però questo per tutti ovviamente i cittadini. Diciamo, lei diceva volevo aprire un negozio per giocattoli, il mercato ha detto di no, però sappiamo che i clienti, i piccoli clienti in edicola trovano, insomma, per loro è un po' un negozio di giocattoli. Esatto, i piccoli clienti trovano di tutto, perché poi il banco, diciamo, in estate quando non c'è la scuola viene trasformato in tutte queste bustine di giocattoli e quant'altro per bambini, ragazzi, tantissime robe e i bambini entrano dentro e si divertono da soli, scelgono il loro gioco. Sono i clienti del futuro. Dicevamo concerti, allora qui vedevo sono tanti tra musical, insomma la stagione una volta erano concentrati tutti in estate, adesso per fortuna anche autunno e inverno, no. Allora vedevo Malika Ayane, giornalisti, Stomp, Flashdance, qual è il più gettonato? Allora, il più gettonato in questo momento sono gli Stomp. Gli Stomp stanno attraendo molta gente, subito dopo vengono Flashdance e i concerti che ci saranno a dicembre, quindi gospel che verranno fatti a Trieste oppure a Udine. E anche dei grandi classici, in effetti ne avevamo parlato sul settimanale Il Friuli la scorsa settimana se non ricordo male, e avevamo detto che il musical è un genere che continua a piacere e si è saputo rinnovare, dal cinema è uscito e adesso è arrivato a teatro. Certo. Diciamo che noi abbiamo fatto un punto di riferimento per i cividalesi e non, perché abbiamo gente che viene anche dalla Slovenia, gente che viene anche dalle zone limitrofe, Remanzacco, Corno di Rosazzo, San Giovanni. Diciamo che siamo un po' un punto di riferimento per venire a prendere il biglietto. Perché si prende il biglietto da noi? Perché da noi vieni qua, fai il biglietto e il biglietto in mano. C'è gente che trova difficoltà a prenderlo su internet, quindi mi telefonano, mi dicono Massimo come faccio e io gli risolvo il problema. Ad aiutare Massimo la mamma e il papà, Luisa e Luigi, che sono pensionati, però insomma ancora pienamente attivi e operativi. Praticamente è l'unico figlio che abbiamo e perciò cerchiamo di darle una mano il più possibile. Però il contatto col pubblico vi piace, le piace? Naturalmente sì, perché io ho già fatto tantissimi anni di negozio
e dunque, poi mi ero un po' rilassata e col fatto di Massimo che ha rilevato questo sono ritornata in corsa. Senta, visto che lei mi ha detto ho lavorato anche nei negozi, le faccio una domanda. Noi abbiamo fatto il punto sulle aperture domenicali. Che cosa ne pensa lei di questa? Allora, io ai miei tempi, negli anni 60-70 praticamente, anche la domenica era aperto. Poi c'è stata tutta questa rivoluzione, chiuso il pomeriggio, lunedì, chiuso il mercoledì pomeriggio. Poi hanno iniziato a chiudere anche la domenica, giusto? Allora, per mio conto, la domenica potrebbe rimanere chiusa, perché io la domenica per i negozi non vado, perché tutti hanno diritto di avere la propria famiglia, di poter stare un momento. Qui siamo obbligati, perché per il fatto dei giornali naturalmente siamo obbligati, però per mio conto io sarei proposta al sì. Un'ultima domanda, piuttosto, cioè tanti vanno al centro commerciale solamente a fare una passeggiata, non per spendere. Meglio una passeggiata al centro commerciale a vedere vetrine o una passeggiata, non so, a Cividale o la gita fuori porta? Andiamo anche noi al centro commerciale. Ma con la famiglia lei porterebbe, non so. Mica no, Andiamo durante una passeggiata piuttosto che andare al centro commerciale, no? Noi andiamo per passare un'ora così, ma insomma la famiglia è giusto che porti la gente a fare una passeggiata, no? Al centro commerciale, o no? Aperture domenicali nei festivi, che cosa ne pensa? È favorevole o contrario? Io sono contraria. Meglio una passeggiata al centro commerciale o all'aria aperta? Appunto all'aria aperta, perché dico sempre, una volta andavamo vestiti e nessuno è morto di fame che i negozi erano chiusi, e sono ancora di quell'idea. Vado a passeggiare lo stesso? Vado sempre a passeggiare io, di sabato, domenica, di lunedì, va bene, perché ad esempio uno che lavora sempre ha diritto di andare anche a fare la spesa la domenica tranquillo. Edicola Friuli oggi finisce qui. Io vi ricordo l'appuntamento venerdì prossimo sempre qui su Telefriuli con un'edicola Friuli un po' speciale, perché come vi ho detto il Friuli si rinnova e il restyling vogliamo presentarvelo noi in diretta, facendovi capire anche come funziona e portandovi nella stanza dei bottoni a conoscere il lavoro dei nostri grafici, quindi non mancate. E qui da Cividale direi che è tutto. Io ringrazio Massimo, la signora Luisa e il signor Luigi per l'ospitalità e per questa bella intervista. Grazie a voi, è stata una bella intervista, una bella giornata, grazie. Grazie a voi tutti. Grazie molto anche a voi. E in bocca al lupo. Arrivederci e buon fine settimana.